Amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e di Vivo Azzurro TV, buon pomeriggio, benvenuti a Teramo, stadio Bonolis, dove tra poco scenderanno in campo il Teramo e l'Ostia Mare per una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella ricerca della Lega Pro. Subito le interviste ai due tecnici raccolte nel pregara. Siamo con il mister del Teramo, Marco Pomante, finalmente torna il campionato di Serie D dopo questa lunga pausa di 2 settimane. Come avete vissuto questo tempo senza giocare? Se per voi è stato più un momento positivo per recuperare le energie, specialmente mentali, dopo il passo falso con la San Maurese, oppure se ha dovuto gestire l'impazienza dei suoi giocatori, tornare subito in campo e dire è stato soltanto un incidente di percorso? Un po' tutto, è normale che queste 2 settimane ci sono servite più per sbollentare la rabbia della partita di San Mauro. C'è stato tanto nervosismo soprattutto nella prima settimana, ma come è giusto che sia. Poi da questa settimana alla fine i ragazzi hanno lavorato alla grande. Siamo vogliosi di riscattare quella prestazione, consapevoli che affrontiamo una squadra forte, una squadra che fino a un po' di partite fa era prima in classifica, stava dominando questo girone, quindi però noi abbiamo tutte le carte in regola per fare male all'Ostia. Pausa che comunque è stata importante almeno per quanto riguarda il recupero degli infortunati, degli indisponibili. Avete provato qualcosa di nuovo in allenamento per vincere questa sfida? Ma la cosa importante, come hai detto tu, in queste 2 settimane abbiamo recuperato non al 100%, però alcuni giocatori sono tornati disponibili. Abbiamo lavorato come sempre, cercando di limitare al massimo l'offensiva dell'Ostia, perché l'Ostia ha dei giocatori lì davanti veramente forti, però più che altro abbiamo lavorato più su noi stessi. Noi siamo consapevoli che abbiamo una buona idea di gioco, siamo consapevoli che possiamo fare a chiunque, ma la cosa importante è mettere in campo un atteggiamento giusto. Numeri tra le due formazioni pressoché simili, le chiedo quale sarà la chiave tattica dove si deciderà questa partita? Ma è una partita dove si incontrano 2 squadre forti con giocatori esperti, secondo me i dettagli possono fare la differenza. Noi dobbiamo essere cattivi e concentrati a portare il dettaglio dalla parte nostra, perché queste sono partite secondo diretti dove veramente l'equilibrio può regnare e l'episodio può cambiare veramente l'andamento della gara. È chiaro che un risultato positivo oggi permetterebbe di affrontare nel migliore dei modi sia l'impegno nel derby nel prossimo turno, ma soprattutto di arrivare al 2 aprile ad Ancona nel migliore dei modi. Adesso l'obiettivo nostro è fare una grossa prestazione oggi, di vincere oggi, sapendo che non è facile, però la cosa importante è fare una prestazione come abbiamo fatto fino a due settimane fa, quindi da quello dobbiamo ripartire. Poi le altre partite, secondo me è ancora presto per pensarci, dobbiamo pensare partita alla volta. Oggi è una partita difficilissima, speriamo di fare bene. Grazie mister. Siamo con il mister dell'Ostia Mare, David Antoni. Parto dalle sue parole in conferenza stampa. Mi ha colpito molto come lei abbia voluto tenere sereno l'ambiente, spostando l'attenzione sulla gioia di vivere questa partita, più che quello che sarà poi magari il risultato finale. Un po' un messaggio a squadre e tifosi: godiamoci questo momento. Ma non è che stiamo facendo pretattica, è la realtà di quello che stiamo vivendo un momento bello per la società, per la squadra, per tutti quanti. Siamo partiti cercando di essere competitivi in questo campionato e lo stiamo facendo, a lunghi tratti siamo stati in testa, ci veniamo a giocare una partita bella contro una squadra forte, contro una città che ha fatto per tanti anni professionismo in uno stadio così bello. Per noi è motivo di orgoglio. Questo non ci fa però calare l'attenzione o calare la determinazione. Ci siamo, ce la vogliamo giocare fino alla fine e oggi è un passaggio importante nel nostro percorso. Da qua alla fine del campionato sarà una di quelle partite che potranno pesare, lo sappiamo, ma lo viviamo con grande serenità e grande determinazione. Se guardiamo un po' quello che è stato il percorso della sua squadra, vediamo dei numeri particolarmente importanti. Probabilmente se lei si fosse trovata in un altro girone con questi stessi numeri avrebbe avuto forse una vita un po' più semplice. Sì, questo vale per noi, vale per il Teramo e vale per l'Ancona. Abbiamo fatto un percorso che in altri gironi ci avrebbe portato sicuramente in testa con tanti punti di vantaggio, ma purtroppo la realtà non è questa e siamo qui che lottiamo fino alla fine con 2 grandi piazze e cerchiamo di metterle in difficoltà fino alla fine. Io credo che abbiamo le armi e il potenziale per poter determinare ancora il nostro futuro e
e vediamo oggi alla fine della partita a che punto saremo. Sempre rimanendo in tema di numeri, parliamo di uno dei migliori attacchi e una delle migliori difese della Serie D. Quali di queste due caratteristiche oggi conterà di più? Ma conterà la partita in sé, come sapremo leggerla, come sapremo affrontarla, con quale coraggio e con quale voglia avremo di vincerla. Queste sono partite che possono finire 0-0 come 3-3, quindi non lo sappiamo. Sappiamo di affrontare un avversario forte, sappiamo di essere forti e credo che l'interpretazione della partita, il coraggio, come ti dicevo, e la voglia di portarla a casa sia determinante. Con oggi si chiude per voi il capitolo, almeno per quanto riguarda gli scontri diretti, mentre il Teramo teoricamente avrebbe ancora, diciamo, una chance in più per eventualmente riaprire il campionato il 2 aprile nella sfida contro l'Ancona. Quindi sentite, alla luce di questa situazione, un certo peso nell'uscire almeno con un risultato positivo oggi dal Bonolis? Ma credo che quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato guardare partita dopo partita e ci sono ancora 24 punti in palio, si possono prendere qui a Teramo come si possono prendere domenica prossima in casa e quella che verrà dopo, quindi noi siamo concentrati sui punti di oggi e su fare più punti possibili da qua alla fine. Poi quello che sarà il nostro percorso, il percorso del Teramo, il percorso dell'Ancona, lo vedremo settimana dopo settimana, gli scenari possono cambiare da una partita all'altra, quindi oggi siamo a rincorrere, può darsi che alla fine saremo più lontani o saremo primi, questo lo vedremo tra 2 ore e quindi sarà diverso poi l'affrontare le prossime partite. Grazie mister. Grazie. E dunque queste le dichiarazioni dei due tecnici Marco Pomante e del Teramo naturalmente e David Antoni dell'Ostia Mare, due tecnici che stanno facendo benissimo in questo campionato, con il Teramo che ha sicuramente qualcosa da recriminarsi per la sconfitta contro la Samoanese, partita che ha chiaramente compromesso in parte il cammino del Teramo. D'altra parte l'Ostia Mare che ha fatto un girone d'andata praticamente da capolista assoluta, poi una naturale flessione che ha portato comunque la squadra del presidente De Rossi a giocarsi le chance di promozione, che per una piazza come quella lidense sarebbe davvero un risultato clamoroso. Naturalmente piazze importanti come appunto Ancona e Teramo, oltre all'Aquila, sono presenti in questo girone e quindi questo racconta ancora di più la bontà del lavoro fatto dalla proprietà lidense. Dall'altra parte il Teramo, una piazza importante che sta cercando di tornare nelle categorie importanti, che ha allestito una squadra di tutto rispetto, squadre che andiamo anche a vedere. Prima però il turno di oggi: Castelfidardo Recanatese, Chieti San Marino, Fossombrone San Maurese, Giulianova Ancona, altra sfida da tenere d'occhio. Poi Sora Notaresco e appunto Teramo Ostia Mare, anche Maceratese Termoli, Unipomezia Ascoli e Vigor Senigallia L'Aquila a completare per la classifica, che vede questa corsa a 3, Ancona 61, Ostia Mare 60, Teramo 58 e poi via via tutte le altre. Ancona che ha perso tra l'altro la finale di Coppa Italia di categoria contro la Pistoiese, che quindi dovrà ripartire a livello mentale anche da questo tipo di risultato. Tanto le squadre entrano in campo e allora è davvero tutto pronto per questa sfida. Ricordo anche l'arbitro di oggi, che è il signor Gennaro Decimo della sezione di Napoli. Adesso lo vedete proprio inquadrato grazie al contributo della nostra regia coordinata da Marco Bella. La voce che vi arriva in cronaca è quella di Giampaolo Pasqualino, coordinamento giornalistico LND di Salvatore Dragone.
attesi circa 4.000 spettatori al Bonolis, numero importante per questa categoria. Entrambe proprietà che stanno cercando di portare avanti tante iniziative. Teramo soprattutto stanno ritrovato la storica denominazione Teramo Calcio 1913, ha recuperato lo storico marchio e anche il diavolo stilizzato, che rappresenta qualcosa di importante per questa piazza. Parecchio vento qui al Bonolis, chissà che non possa essere anche un fattore. Questa domenica inoltre Teramo inaugura il progetto contro il bullismo ed ha anche avviato l'iter per la realizzazione del Museo del Calcio Biancorosso, in collaborazione con il club Biancorosso Teramo, che è un club di tifosi biancorossi. Queste le formazioni: Grillo, Bruni, Alessandretti, Botrini, poi linea 4 con Pietro Antonio che rientra, Carpani, Borgarello, rientra anche lui, Salustri, Giambè, Sereni e Pavone, con i tre davanti che non daranno sicuramente riferimenti. Queste le scelte di Pomante. Dall'altra parte invece per l'Ostia Mare un più abbottonato 4-4-2, Tesauro, Piroli, Giordani e Orfano davanti a Vertua, poi Vagnoni, Buono, Greco e Spinosa alle spalle di Bagie e Cardella. Dunque panchina per Vianni, panchina anche per Donsà e Ceccarelli, due degli innesti di gennaio. Come detto, l'arbitro è il signor Decimo di Napoli, assistito da Orazio Nicodemo di Sapri, primo assistente, e Mario Scala di Castellammare di Stabia. E si sente anche la spinta della curva teramana. L'importanza del match è chiara a tutto l'ambiente. 61 Ancona, 60 Ostia Mare, 58 Teramo, una corsa a 3 che sarà avvincente fino alla fine. Teramo che attaccherà da sinistra a destra, maglia bianco-rossa. Ostia Mare invece completo total black, da destra a sinistra. Si parte allora da Giampaolo Pasqualino. Buon Teramo Ostia Mare a tutte e a tutti. Subito possesso Ostia Mare. Prova a innescare Bagie, viene però anticipato secco. E ora la palla è verticale subito da Giambè che prova. Prima conclusione del Teramo, proprio sotto la curva. Palla finita facile tra le braccia di Pertua. Sta giocando un gran bel campionato. Adesso bravo Bruni in copertura. Teramo che porta su senza fretta, che puntati chiaramente su Carpani, giocatore passato importante anche in Lega Pro, piazze di prestigio, Scoli Catania, già 7 reti, vero e proprio lusso per questa categoria. Oggi lui gioca in mezzo insieme a Borgarello, parte invece dalla panchina Angiulli. Gioco fermo.
Adesso rimessa ancora a cercare Giambè, sembra lui ad agire da riferimento centrale nel 3-4-2-1 mister Pomante. Adesso pressing di Bage, in pallo favorisce Orfano, rimessa Ostiamare. Giordani, fase assolutamente di studio questa sfida inizialmente. Adesso Spinosa va giù, calcio di punizione per l'Ostiamare. Punto di battuta c'è Buono. Larga da Orfano, cross deviato, ancora rimesso a Stiamare. Spinosa, Bage prova ad andare ma c'è fallo su Buono, i Carpani, calcio di punizione. Che fischio l'indirizzo del direttore di gara, punizione che sembrava starci però. Battere uno tra Buono e Greco. Va Buono, palla facile per Grillo. Allora riparte il Teramo. Bruni da Alessandretti. Verticale così. Stiamare può recuperare senza troppe difficoltà. Ritmi non altissimi. Spinosa da Buono. Giro palla a Ostiamare. Per il momento il Teramo sembra voler aspettare e poi ripartire forte in contropiede. Adesso lancio per Orfano. Può arrivare. Rimessa Teramo. Palla fuori. Rimessa Ostiamare. Teramo che adesso alza un po' il baricentro. Cerca di recuperare la palla nella metà campo offensiva. Lotta Bage. Arriva adesso a Giambè. Fa un bel controllo. Giuliano. Adesso Pavone, dribbling tentato ma non riuscito, e allora si torna ancora al trio difensivo. Spinge il pubblico di casa, cercare di suonare la carica. Questo inizio un po' il piccolo trotto del Teramo, che adesso ci prova sulla sinistra.
questo scambio corto, si fa vedere Borgarello, la cross è dentro, salva lo Stiamare, occhio ancora a Borgarello che ci prova, primo tiro in porta del Teramo, palla fuori, ha provato Borgarello. Lancio ancora per Bage che si impegna per tenerla viva. Palla sporca. Veramente giocatore che predilige un altro tipo di soluzioni. Pacchina c'è anche Gueye per provare eventualmente ad alzare i centimetri nella ripresa. Oltre chiaramente a Vianni che è stato lasciato inizialmente fuori. Avere magari una soluzione in più, gara in corso. Adesso Gambè lotta, non c'è nulla secondo Decimo Gennari. Altro fallo fischiato questa volta su Cardella, uno dei nuovi acquisti di gennaio. Per lui anche trattatisi di un ritorno, ha giocato allo Stiamare nel 23-24 e anche nel 2013-2014, il terzo ritorno. Adesso Stiamare che prova a dialogare, bello questo taglio verso l'interno di un altro dei nuovi acquisti, Vagnoni. O meglio, non nuovo acquisto quest'anno, ma nuovo acquisto, primo nuovo acquisto della nuova proprietà, arrivato a gennaio dello scorso anno, Vagnoni. Adesso buona questa palla dietro, palla avanti, Giambè si butta alla conquista del pallone, lo fa, palla dentro. Forse eccesso di altruismo, ma la palla è ancora buona per il Teramo, poi si salva lo Stiamare. Ma primo brivido. Poi verticale a cercare Cardella. Bage si lancia sul pallone. Fine, commette fallo. Calcio di punizione. Stare attento. Numero 10 che ha già pagato dazio. Nervosismo nella sfida contro l'Aquila, una delle sconfitte, delle due sconfitte patite dallo Stiamare. Espulsione diretta per una reazione scomposta. Occhio adesso, Giambè lavora bene. Attenzione in area di rigore, si salva lo Stiamare, si era buttato dentro Sereni e non ha trovato il tempo per battere a rete. Altra situazione potenziale, sta crescendo il Teramo. E allora alza il volume anche la curva. Varia tanto Bage per cercare di supportare la prima costruzione, chiaramente però alle sue spalle rimane un po' il vuoto e infatti questa palla rischia di essere persa. Orfano però si impegna e la scippa al suo avversario, ancora Orfano, punta alla porta, Orfano fino in fondo, Orfano! Paragrillo! Sembrava una palla innocua, Orfano per poco non la tramuta in oro. Si rimane 0-0. È arrivato però anche il primo tiro in porta, anche abbastanza insidioso, dello Stiamare. Bravo Grillo
spingere in maniera corretta. Bage, Spinosa nel traffico, circondato da maglie bianche, deve tornare indietro. Adesso passaggio verticale sbagliato, subito lo tentativo di contropiede, ma non riesce a innescare la velocità di Pavone. Parte da destra Pavone, poi tagliare verso l'area di rigore. Bage ancora in situazione di difficoltà, cerca il massimo, il calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Prova a costruire dal basso il Teramo, c'è il pressing però della squadra di D'Antoni, allora subito verticale a cercare Giambè. L'ultimo tocco è il suo. Rimessa Ostiamare. Vagnoni lotta alla meglio, Vagnoni prova a strappare, si sacrifica su di lui Sereni, Vagnoni ancora, alla fine recupera il Teramo solo per un attimo, poi nel traffico grande giocata di Sereni, va a ripulire un pallone complicato, poi col tacco Spinosa, fase confusa, alla fine Borgarello ne abbatte due, mette fallo, punizione Ostiamare. Gioco adesso un po' spezzettato. Gara che per il momento va a folate. Spinosa scivola, occhio perché potrebbe aprirsi il campo per il Teramo. Pasticcia però anche Sereni, serie di errori. Poi Bage, occhio alla sua accelerazione. Bage vuole andare fino in fondo, scarica su Cardella. Cardella, occhio, reduce dalla doppietta, l'ultima sfida. Orfano prova ad arrivare su questa palla, è corta però. Allora subito Pavone a far correre Giambè, che però non può mai arrivare su questa palla. Rimessa Teramo. Tanto ricordo di scaricare l'app ufficiale Play LND per avere tutti gli aggiornamenti sui risultati, classifiche, news e tutto ciò che riguarda il mondo della Lega Nazionale Dilettanti, disponibile su Apple Store e Google Play. Mentre intanto c'è un calcio d'angolo per l'Ostiamare, calcio d'angolo che va a battere Greco.
qualche secondo. Alza un braccio per chiamare uno schema Greco. Tanti giocatori in area di rigore. Palla sul primo palo, alla fine Carpani la mette fuori con la testa, poi prova ad autolanciarsi Sereni, ma lì Orfano può alleggerire per Vertua. 18 minuti, 0-0. Giambè, salta su di lui Alessandretti, poi Spinosa, Giambè, scusate, Bace naturalmente a terra. Giambè gioca nel Teramo, rimasto giù. Stemare mette palla fuori, vedremo adesso. Bace sembra aver subito un colpo alla testa. Pavone, serve Carpani che andrà a restituire questa palla a Piroli. Adesso alza il pressing il Teramo. Greco costretto ad abbassarsi tra i due difensori centrali, va a servire Vertua. Poi su Tesauro, Agnoni prova a proporsi, Cardella sulla stessa verticale. Contro 4-2, modulo che richiede grande abnegazione, spirito di sacrificio da parte di tutti gli interpreti per coprire posizioni intermedie del campo. Adesso palla proprio verticale per Cardella che non può arrivare. Prova a costruire il Teramo da dietro, lancio dritto per dritto da Giambè che litiga un po' col possesso e alla fine rimessa Ostiamare. Si lotta in mezzo al campo, poi Borgarello ripulisce questo pallone. Bene Alessandretti ad allargare. Lancio buono questa volta per Pavone, chiuso splendidamente da Giordani. Riparte lo Stiamare, buono. Orfano di prima col destro. Buona la sponda di Cardella, gioca bene questa volta lo Stiamare, ma il tocco di Vagnoni è sbagliato per Spinosa e lì poteva aprirsi il campo per lo Stiamare. Si rammarica Spinosa. Tocco errato di Matteo Vagnoni. Giambè,
Borgherello dall'altra parte, area di rigore, conclusione. Avvicina al bersaglio grosso Sereni. Qui si era stretta troppo la difesa dell'Ostia Mare. Sereni poteva fare qualcosa in più. Buono l'inserimento di Borgherello. Qui Tesauro stringe con troppo anticipo. E la palla è fuori. Bagie prova un numero col tacco, Spinosa passa, Bagie non può arrivare, rimessa ed è il Teramo. Salustri. Giambe, toccò col braccio forse di buono, non secondo Decimo Gennaro. Allora, la palla torna da dove era partita, cioè da Salustri. Giambe prova ancora a girarsi, poi evita che il pallone gli caramboli addosso e la rimessa è ancora del Teramo che a piccoli passi avanza. Carpani si butta nello spazio, area di rigore, Pavone dentro, deviato il suo passaggio. Occhio agli inserimenti di Carpani insieme a Sereni, top scorer di questa squadra con 7 reti. Insomma, bel traguardo per un centrocampista che se capacità di far male alle difese avversarie di Carpani è nota. Occhio adesso che va giù qualcuno in area di rigore. Vicina subito il direttore di gara a cercare di placare un po' gli animi. Adesso colloquio con 2 giocatori, cercare di riportare la calma. Si può battere. Calcio d'angolo sul primo palo. La palla rimane lì, fallo in attacco e punizione Ostia Mare. Batte Vertua. Greco cerca di mettere un po' di ordine, poi occhio alla sponda, Bagie è passato, Bagie fuori gioco, poi Bagie pinge la palla in porta, gli applausi ironici del pubblico di casa. E allora Teramo che riparte, Carpani, prestazione comunque che l'Ostia Mare possa tutto sommato accettare anche un sterminato andamento della gara e chissà forse anche della partita, per invece il Teramo sia la squadra che voglia inevitabilmente cercare i 3 punti. Bagie ancora a lottare, Bagie occhio che prova a passare, Bagie ancora, Bagie mette dietro per Cardella. Per Cardella, pardon. Poi fallo di Cardella.
Calcio di punizione. Qui bel guizzo però di Bagge. Bella sfida quella tra Bagge e Giambe, due giocatori importanti per questa categoria. Adesso due palloni in campo. Si riparte il possesso correttamente assegnato al Teramo. Giambe lavora bene questa palla a spalle della porta, poi costretto a commettere fallo perché sullo scarico è stata ottima la pressione dell'Ostia Mare. Calcio di punizione per la squadra di D'Antoni, che comunque sta dimostrando davvero di avere tanta personalità. Direi al Bonolis a fare partita comunque di spessore, non è facile per nessuno. Teramo che sta faticando a incuniarsi tra le maglie strette di questo 4-4-2. Orfano, bello il velo, tacco poi di Cardella, giocata importante, mancato un po' di intesa. Buono però questa palla diretta tra le linee di Orfano. E adesso dopo una fase favorevole al Teramo e l'Ostia Mare che pian pianino si sta affacciando. Reco vorrebbe uno scambio corto con Buono. Palla in area di rigore. Aspetta, proprio Giambe. Adesso aggancio eccezionale di Carpani. Carpani ancora. Passaggio sbagliato. Occhio a Sereni. Mette dentro per Giambe. Giambe in area di rigore. Punta Giambe. È passato. Si salva l'Ostia Mare. Poi Bagge. Nel traffico, fermato, calcio di punizione. Proteste del Bonolis. Prima situazione però potenzialmente pericolosa per Giambe. Giambe, pardon, accento finale. Dunque Giambe, non Giambe, giocatore che può determinare. Bonolis che protesta. Bonolis che tra l'altro è gestito dal Teramo Calcio dall'estate scorsa. Questo sicuramente permette anche di migliorare la qualità di quello che è l'evento partita, quello che è il vecchio problema del calcio italiano, soprattutto a queste categorie, cioè quello degli impianti e della proprietà degli stessi. Occhio adesso a Bagge
che passa, viene trattenuto da Botrini, non c'è nulla. Adesso un po' punzecchiato dal pubblico del Bonolis. Rimessa dal fondo per il Teramo. Pietrantonio, lui rientrato oggi come Borgarello. Borgarello, eccolo di testa che va a servire Giambè. Ancora Giambè, ci prova, larga troppo alla conclusione. Costruisce dal basso lo Stiamare, 33 minuti, 0-0, buono. Palla dietro, palla avanti a cercare Bagge, anticipato, poi Cardella, profondità per Bagge, posizione, fuori gioco. Brava netta, di la verità. Posizione di offside. Giambè pizzica il pallone che però è preda la difesa lidense. Greco, Orfano, cambia tutto, cercare la corsa di Vagnoni, un po' di testa un po' avventato Pietrantonio e calcio d'angolo regalato allo Stiamare. Si avvicina Greco senza fretta a battere si perde un po' di tempo, un po' tanto, di la verità, per battere quello che adesso finalmente si può calciare. Palla sul secondo palo, Bagge cerca di coordinarsi per qualcosa di molto difficile. Rimessa è per il Teramo. Colpo di testa di Buono, anticipato poi Piroli, verticale verso Spinosa, chiuso anche lui. Rimane in avanti però il club in maglia nera. Adesso Borgarello fa correre Giambè, deve ripulire un pallone complicato, fa una grande giocata a far correre il compagno. Rimessa laterale però è per lo Stiamare. Orfano tenta un dribbling
Complicato, Salustri chiude, poi Borgarello lancia in profondità Pavone, occhio da lì, Froban dall'1 contro 1, Pavone raddoppiato, sposta Pavone, va via ancora, poi torna da Salustri, prezioso il lavoro di Spinosa, Carpani, cross, preda di Vertua. Altro lancione che finisce tra le mani del portiere Teramano. Spinosa prova ad accelerare, viene chiuso Bage, occhio, tocca duro avversario ma prende palla, messa laterale per il Teramo, finito giù Pavone, aiutato proprio da mister D'Antoni a rialzarsi. D'Antoni volontariamente stava dando indicazioni ostacolando Salustri, poi si scusa con il giocatore della squadra avversaria. Salustri, Giambe, palleggia, tocca poi elegantemente per Pavone, non può intervenire, ancora Pavone col mancino, calcio d'angolo. Battere ci va Sereni, tantissimi giocatori in area di rigore, Sereni, svetta Bage, un colpo di testa, poi da lontanissimo, conclusione rimpallata. La rimessa è ancora per il Teramo, diavolo che ci prova a poche le situazioni realmente pericolose sino a questo momento. L'occasione più grande l'ha avuta Sereni. Vagnoni va da Tesauro che ha spinto non tanto. Verticale adesso buona per Vagnoni. Occhio a Vagnoni con spazio. Vagnoni prova a scaricare dietro su Cardella. Non era una brutta idea. Ancora Vagnoni con la suola da Cardella che lavora a spalle alla porta. Si fa vedere buono. Ottima zona per ricevere Spinosa, Orfano, cross verso Cardella che cerca il tempo dell'intervento, non lo trova. Buon lavoro di Bruni, adesso c'è Botrini, da qualche indicazione ai compagni. Con lo servito Bruni, Salustri corre ancora, chiuso, messa laterale proprio per Salustri, prova
l'appoggio su Pavone, sta cercando tanto questa asse, ragazzi di Pomante, facendo buona guardia. Orfano aiutato dal grande lavoro copertura di Spinosa, va raddoppio quasi sistematico quando la palla transita dai piedi di Pavone. Potrini adesso sale anche coi braccetti, il Teramo. Pavone, cross in area di rigore, nessuno può intervenire. Vertu adesso se la prende un po' troppo comoda. Decimo Gennaro va degli due paroline. Sarebbe un fallo Cardella, fallo che non c'è. Allora Siamare riparte proprio sulla palla verticale per il suo numero 94. Alla fine mettere un po' di ordine ci pensa Greco, che viene messo giù. Altro calcio di punizione. Proteste adesso del Bonolis. Non ha gradito questa decisione. Sbaglia adesso questa prima costruzione lo Stiamare. Orfano ci mette una pezza perché stava diventando una situazione potenzialmente pericolosa. Carpani prova ad alzare il pressing mentre intanto siamo nel tempo di recupero. Buono, bella questa palla a tagliare. Spinosa, sta correndo Orfano sulla sinistra. Spinosa punta l'avversario. Spinosa, occhio che calcia. Spinosa è in vantaggio lo Stiamare. Un gran gol del migliore in campo fino a questo momento. Spinosa ha gelato il Bonolis. Transizione positiva, Spinosa ha tanto campo, se lo prende tutto, sposta la palla, non può intervenire Botrini e poi la mette alle spalle di Grillo. Gol stupendo di Spinosa. Rete che vale tantissimo alla fine del primo tempo, braccia spalancate all'indirizzo dei suoi tifosi, poi esultanza particolare anche con Orfano. (1-0) Ostiamare, e adesso si è stappato il match. L'arbitro dice che non c'è più tempo, e allora si va all'intervallo con l'Ostiamare in vantaggio per 1-0 sul Teramo, ma all'intervallo rimanete con noi perché andremo a sentire le parole di Ferruccio Mariani, direttore generale del Ostiamare, ma anche per il Teramo il direttore sportivo Francesco Micciola. Noi torniamo per il secondo tempo, intervista. Siamo con il direttore sportivo del Teramo, Francesco Micciola. Esattamente un girone fa
i punti di svantaggio sull'Ostiamare erano 7, adesso questi punti sono diventati 2. Che voto dà fin qui alla sua squadra? La squadra ha fatto un percorso secondo me positivo, abbiamo recuperato tanti punti, però noi oggi affrontiamo una buonissima squadra che ha fatto bene tutto il giorno d'andata, ma anche adesso sta facendo bene, quindi oggi è una partita che ce la giochiamo a viso aperto, con coraggio, con personalità e vediamo alla fine se saremo premiati. Durante il mercato vi siete mossi abbastanza bene andando a cercare prima di tutto il sostituto di Torregiani, poi parlo soprattutto in ottica di rendimento l'arrivo di Giambé che è sotto l'occhio di tutti, insomma una media di un gol a partita. Quanto avrebbe fatto comodo averlo dall'inizio? Sicuramente avrebbe fatto comodo, però poi il mercato è sempre difficile, abbiamo avuto la possibilità di prenderlo a gennaio. C'è stata questa occasione, l'abbiamo preso. Giambé sappiamo che è un giocatore che può fare la differenza e poi abbiamo avuto questa disavventura con Torregiani, siamo stati bravi a sostituirlo con Grillo che si sta comportando bene, secondo me è un portiere molto valido. Il 2 aprile non sarà per lei un giorno come tutti gli altri perché tornerà in quello stadio che per un po' di tempo è stata la sua casa. Che emozioni ci sono al riguardo? Pensa che quella sia poi dove si deciderà tutto? No, vabbè, noi adesso pensiamo alla partita di oggi che per noi, per la nostra società, per i tifosi è molto importante. Poi il 2 aprile ci concentreremo sull'Ancona. Sicuramente sarà per me un ritorno, mi fa piacere tornare lì perché ho vissuto 3 anni buoni, positivi e sono stato bene e quindi ritornerò con molto piacere. Il Teramo che è una società molto attiva non solo dal punto di vista sportivo ma anche per tutto quello che riguarda l'extracampo. Ci sono tante iniziative in corso che guardano un po' al sociale e anche al legame con le realtà del territorio. Qui ieri si sono svolte le finali regionali di calcio paralimpico, c'è un progetto con le scuole per inculcare l'amore nei giovani tifosi per i colori biancorossi. Sì, noi abbiamo una società che sta lavorando molto sotto questo aspetto, una società che vuole crescere, sta programmando e sono convinto che crescerà sempre di più. Abbiamo una grande società, ma io devo dire la verità, abbiamo anche una grande tifoseria, un grande pubblico che ci sprona sempre a fare meglio. Grazie direttore. Arrivederci. Ferruccio Mariani, direttore generale dell'Ostiamare, lei ha vissuto tantissime di queste partite nella sua carriera, sia da calciatore che da allenatore. Alla luce della sua esperienza, come si gestisce dal punto di vista emotivo dei momenti del genere? Ma è una partita particolare, nel senso 2 squadre che si affrontano, sono seconda e terza, dopo aver fatto un campionato di alto livello tutte e 2 le squadre, è facilissimo gestirla, nel senso che poi vai in campo i ragazzi, so carichi, non devi neanche caricarli per la partita perché si caricano da soli. Dobbiamo avere la tranquillità di giocare la partita e penso a ambedue le squadre. Abbiamo parlato un po' nel prepartita con il mister, un po' dei numeri che sono stati di questa stagione dell'Ostiamare. Ecco, durante il mercato invernale sono arrivati pochi acquisti mirati, come il ritorno di Cardella che si è rivelato subito un acquisto azzeccatissimo, il suo ritorno, però in un impianto che già funzionava ampiamente. Sì, sinceramente Cardella è un attaccante che a noi ci mancava, nel senso un attaccante di aria. C'è un attaccante più di movimento, è stata fatta una scelta apposta perché ci mancava quel punto finale per fare gol e si è dimostrato poi le ultime partite ha realizzato mi sembra 4 gol, 5 gol nelle ultime 6 partite, ecco. Però già la squadra era già una squadra importante, gli inserimenti come detto te sono stati mirati per un obiettivo come l'obiettivo che è il Teramo. In questi giorni si sta svolgendo in Versilia invece la Viareggio Cup. Ieri la selezione di mister Gianni Chedda ha strappato il passo per gli ottavi da prima del girone. Quanto rammarico c'è nel non vedere lì il vostro Felici che fino a quello sfortunato infortunio contro la Roma si era dimostrato non solo uno dei migliori per mister D'Antoni ma anche nell'economia dello scacchiere tattico di mister Gianni Chedda? Ma sicuramente un ragazzo importante, un 2008,
si è conquistato il posto in squadra giocando, allenandosi con grande impegno. C'è il rammarico che è andato a fare il torneo di Viareggio, ma tu il rammarico che non sta con noi, ecco, perché poi è un 2008, è un giocatore importante. I giovani oggi, queste categorie, tu hai i giovani forti, bravi, c'è più facilità poi anche per l'allenatore per schierare gli altri. È un peccato per lui, sta recuperando, già lo aspettiamo il prossimo anno perché quest'anno penso che non ce la farà recuperare. Appunto, rimanendo in tema di giovani e bravi, il campionato di Serie D si sta dimostrando un torneo particolarmente prolifico per quanto riguarda lanciare nuovi talenti, una dimostrazione data dal fatto anche che il Genoa dei Rossi è andato a pescare 2 giocatori dalla D proprio nel mercato invernale. Sì, sì, perché sai, il campo, io dico sempre ai ragazzi, io ho allenato tanti anni il settore giovanile, ho fatto 6 anni la primavera a Terni e dico sempre ai miei ragazzi, quelli quando andate a fare un campionato interregionale, un campionato diverso, non è un campionato di giovani, è un campionato che ti alleni con gente grande e giochi con gente grandi e secondo me c'è più possibilità di arrivare. Difatti il Genoa ha preso 2 giocatori, uno dell'Ancona mi sembra, e Meola, e queste per me hanno più possibilità di emergere perché giocare ai grandi è diverso da fare un campionato primavera. Noi abbiamo visto Tesauro, noi abbiamo Tesauro che viene da Roma, ha fatto una crescita incredibile giocando qui con noi. Grazie direttore.
Di nuovo in diretta dallo stadio Bonolis di Teramo, amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e Viva Azzurro TV, solo per darvi una comunicazione ufficiale, cioè che la partita è stata sospesa in via definitiva a causa di un infortunio al direttore di gara 10 gennaio. La gara non potrà dunque riprendere, sarà rinviata a data da destinarsi. Si ripartirà chiaramente dal punteggio maturato al termine del primo tempo, cioè 1-0 per lo Stiamare. Da Giampaolo Pascolino dunque sentito ringraziamento per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Ciao!